Non dobbiamo dimenticarci in questo momento particolare i pazienti che sono in chemio e radioterapia. Sono malati molto particolari che vanno seguiti nel tempo e che come servizio di nutrizione clinica noi valutiamo ogni circa 15-20 giorni. È importante parlare di cibo durante la chemio e la radioterapia? Sì, perché uno dei maggiori rischi che avvengono in questo momento, in questo periodo del trattamento, è il rischio della malnutrizione. Il rischio della malnutrizione è dovuto a un insieme di cause, prima di tutto dovuta al tumore, poi per gli aspetti psicologici, poi per gli aspetti infiammatori che avvengono nel nostro organismo e infine proprio per la chemio e la radioterapia. Allora che cosa dobbiamo fare? In questo momento della terapia è fondamentale non pensare a tutto ciò che si è detto e sentito sulla prevenzione dei tumori. Bisogna invece impedire che la malnutrizione avvenga assumendo qualunque tipo di cibo. Come possiamo allora aumentare le calorie dei cibi che stiamo assumendo? Sicuramente utilizzando delle fonti di calorie che siano appetibili e digeribili. Non dobbiamo scordarci la piramide alimentare che ci insegna in qualche maniera a mangiare, dove alla base sono appunto rappresentati i cereali, la pasta, il riso, le patate, tutti alimenti che in qualche maniera si prestano a tantissimi tipi di preparazione e che sono molto digeribili e ci permettono di assecondare un'alimentazione più varia possibile. Ci sono alcune regole che possiamo ricordare, per esempio che non esistono in questo frangente alimenti assolutamente vietati. Ricordiamoci che tutto fa bene, tutto fa male, dipende solo dalla quantità che noi assumiamo di quell'alimento. Anche aggiungere un po' di condimento ai nostri alimenti, come per esempio dell'olio extravergine d'oliva, può aumentare sicuramente il gusto e non appesantire il piatto. Anche spezie e erbe aromatiche, se gradite, possono aiutare a rendere la preparazione più appetitosa. Un'altra raccomandazione è quella di utilizzare gli integratori se sono stati prescritti dal medico nelle quantità e nelle modalità che sono state consigliate. Possiamo ancora aggiungere che è importante assumere almeno 5 pasti al giorno, quindi cercare di frazionare l'alimentazione in almeno 5 pasti, rispettare gli orari per non appesantire uno dei pasti che dobbiamo assumere, cercare di mangiare sempre lentamente ad ogni pasto e poiché dovremo assumere anche la quota di liquidi previsti, cercare di bere al di fuori dei pasti. Questo permetterà di non riempire troppo lo stomaco mentre stiamo mangiando.